noi non siamo su, può attaccare niente, può distruggere niente. No, no. Noi siamo su per sancire alcuni principi in una ipotesi graduale. E non è che se il Presidente Sotto, che è stato artefice, protagonista, no? Di quegli anni dell'autonomia, ma lui stesso e molti altri certificano che l'autonomia è definitivamente morta e è andata. E stiamo 20 anni pensando di riformare lo statuto e che dobbiamo aggiungere a questo statuto? Che dobbiamo tutelare noi coite? No, è arrivato al limite, al massimo, all'articolo 50, comma 2, narra che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e la sua giunta, se compie atti che possono ledere gli interessi nazionali, viene rimosso. Quindi totalmente a sovranità limitata. Siamo fuori dalle realtà e dall'esigenza che preteniamo su. Quindi l'autonomia è finita, definitivamente morta e certificata. L'indipendenza ancora non siamo pronti a fare il salto, ma l'hanno necessita una visione comune, quel tessuto connettivo, no? Che ma non riusciamo a fare nulla, siamo impotenti, e da noi dobbiamo fare cosa? Un passo collettivo, sia l'importante organizzazione, se che sono, sia la, sa chi che sono massima tutto fuori, un passo graduale ma inesorabile, uscire dalle nebbie dell'autonomia certificata che è finita e fare un passettino collettivo, perlomeno riconoscerci come nazione, autoproclamare l'esistenza della nazione sarda, che voi veramente i dimus, chiesa pienus aucca, di nazione, di popolo, di indipendenza, ponimus a casas. Non può restare un'ipotesi speculativa o opportunistica o meno. Le esigenze che provengono dal popolo si sono evidenti, si sono materializzate, se no non sono più invitato in noi. Quindi Naro, se avrò posto che facciamo noi se c'è un passo collettivo, graduale, ma inesorabile, che side dalle sabbie mobili della statica e ponere in moto la dinamica, ponemos in moto la nave e poi addrizziamo la rotta. Noi sì, da indipendentisti diciamo all'esimo andene, non va dubbio. Noi che siamo relegando l'ipotesi di uno Stato libero e sovrano a una semplice dichiarazione di nazione. No, 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 ma noi facciamo su dovere nostro. Casa proposta ai te, te rispetto, su Bizzarra ha fatto una scelta da destra, ma questo è un problema del Bizzarra. Ma no, non è da destra, andiamo, precisiamo, va bene, chi cambia di non obbligare? No, no, chi cambia di non obbligare? Non si dà giù, no, non si dà giù. Che lo somori andiamo su un sardismo di sinistra, oh, andrà bene, sono libero, ognuno si deve la responsabilità di politica e sicuro è su meglio, che si deve avere le responsabilità, ma sicuramente ci attraversa un sentire comune almeno per alcuni segmenti e alcune concettualità, cada un blocco concettuale che oggi rappresenta il 20% della Sardegna, che è una potenza che fa tremare le ginocchia a calesisia l'organizzazione. Un blocco concettuale, non fraintendete, nessuna alleanza politica, no, 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 non siamo in questa base. Queste concettualità dense sono condizionanti verso le destre o verso la sinistra, o soprattutto verso la base della destra e verso la base della sinistra, che ai due dobbiamo su, leare, condividere, contaminare, toccare, no? Quindi ognuno ha l'esigenza di visibilità, di strutturazione dei aree, boh. Però esiste una specie di zona neutra, in cui l'interlocuzione deve essere profonda, il nostro agire deve essere rispettoso alle esigenze che la nazione ci impone, che è pigente, non sono né i tevaghe. E tanto noi sì, questo dobbiamo proporre, che è un atto collettivo, un'autoproclamazione, sa bellezza che hanno fatto questo, Madrid in Araya no, probabilmente andando verso la fase costituente. Noi sappiamo che il destino è mortale, doverosamente gli stati non scherzano, questo giocano e che hanno giocano pesantes, e che hanno arrivati ai tenere perché l'hanno già percorsa questa strada, sovranità, l'antilotta di trattato tutto, la dimene in questa aula. E noi siamo finiti di poter un compromesso, giusto vuole stare,
che la proposta della Costituente marcia, che si metta a votazione proporzionale, dove tutte le organizzazioni proporzionalmente sono rappresentate, si crea praticamente un altro governo. Si governa invece sul governo regionale e poi invece il governo eletto proporzionalmente e liberamente dai saldi. Quindi si crea un altro organismo e ha fattores importantes che l'altro partito sono obbligati a fare di nazione, di repubblica, di indipendenza. Roba che sanno fare che è impossibile, no? Di là, il dibattito di là. E quando si dibatte questa cosa non esce, non viene più bisogno. Se non fate una cosa bella. Quindi devo dire positiva in quei termini. Negativa incanto arriverà al limite e il soso deve andare per sancire. No, l'articolo unico e indivisibile dominerà la scena, forza. Ma non dobbiamo farci trovare impreparati. No, dobbiamo proporre un'altra forma parallela. Siamo arrivati risannato no, risannato sì. Che ognuno di vieta di autoproclamarsi il principio di autodeterminazione che è sancito dalla ONU e dalla Carta dei diritti dell'uomo, narra che noi si non dobbiamo autoproclamare, non ha valore, non dobbiamo presentare parere a nessuno, non riconosciamo nessuna entità superiore sicché la nazione e il popolo santo, no, quindi dobbiamo autoproclamare. Questo l'hanno fatto 3 giorni di festa. Fido una festa, finta sinché gli hanno votato. Non lo saputo Deo, hanno andato a messa via, vorrei a votare. Fido una festa, fido un'allegria, fido una gioia, guarda, che bellezza, invece de ne fai dare a Cuba, ne fai su liberamente. Ma non è indipendenza, poco uomo, provvisoriamente, lasciamo come te, fai dello status di nazione, università. Che non fa che semplicemente progredire e poi magari non piacere a cominciare a correre. Quindi Leonardo, se la situazione europea è in ebollizione, se la situazione stata appare, no? Proviamo a sollecitare su dovere del suo politico su essere, senza tralasciare tutte le lotte giuste che sul governatore Soru ha giunto in atto. Siamo stati doverosi e normale, siamo questa lotta dura da 100 anni, sarà durare senza l'indipendenza, è doverosa, è piacevole e la dobbiamo fare. Ma date l'esigenza è opposta, non opposta a questa cosa, si aggiungono un pare, entrano in sincronia dinamica che dobbiamo interpretare doverosamente le esigenze della nazione. Quindi e chiudo. Dai 9, che sia successo questo non è un miracolo, ma è l'arte dell'uomo, l'arte di fare politica, che dobbiamo interpretare i tesumi, i fermenti della società e impariamo dello interpretare bene. Devo penso che oggi sia una die mera importante che potrà diventare un detonatore a tutte le iniziative. Per cui, ipotesi, noi non la serramo. In briga sono 2 segoi, 2 segai, no. Vale una zona neutra in noi si possiamo ragionare, progettare per il bene del nostro popolo. Penso che questa sia la prima di un'organizzazione, no? Poi c'è solo un corpo politico, manca un sindacato, manca l'università, manca l'artista, musicista. Quindi propongo che questa cosa diventi che sia allargante, che sia coinvolgente e che sia proposta che noi siamo facendo oggi si montano realmente in moto, quindi oggi la valuto sicuramente positiva. Questo senso di apertura doveroso che dobbiamo dare una risposta è da in noi a intendere tutto lo Stato, che cosa stiamo facendo. Questa direzione voi la dobbiamo susungere, la dobbiamo organizzare, questa proposta due che sono emersi da secondo. Si vuole fare un comitato, un patto di consultazione in UE, dobbiamo andare a fare proposte esecutive. Dobbiamo scusate che ho sforato, in diretta sul catalano e poi sul secondo blocco continuiamo a fare.